In compagnia del capitano della Clivense, Federico Tobanelli, dispiace, no? Perché si voleva a tutti i costi oggi fare risultato che sarebbe anche arrivato, poi quell'errore, no? Inizio primo tempo che poi ha indirizzato tutta la gara. Certo, certo, ci dispiace tantissimo, veramente tanto, proprio per come è arrivata la sconfitta, insomma, un errore che ci è costato caro e poi chissà come sarebbe potuta finire, magari con un pareggio, magari avremmo anche potuto segnare in qualche modo, quindi sono errori che cambiano le partite. Eravate partiti anche con un cambio modulo, no? Vi siete messi a specchio con il 3-5-2 come la Pro Palazzolo, quindi voi difensori centrali da dietro avete provato, no, a cambiare qualcosa, quindi avevate studiato molto bene gli avversari e poi avete provato, no, a portare avanti questo copione con l'arrembaggio fino alla fine, è mancato solo il gol. Sì, sì, abbiamo cambiato modulo per provare a metterci a specchio come loro, sapendo comunque che hanno due attaccanti forti, mettendoci a tre dietro avremmo avuto un pochino più di copertura e non penso, penso che abbiamo fatto abbastanza bene da quel punto di vista, poi non siamo riusciti a recuperarla, insomma, a segnare per il pareggio. Dobbiamo pensare ora alla prossima assolutamente. Quando è stato difficile giocare su questo campo di sabbia praticamente. Sì, ecco, un'altra cosa di oggi, forse il peggior campo insieme al nostro perché era pieno di sabbia, si scivolava tanto e non si riusciva a calciare bene la palla, quindi difficile è stato. Esatto, difficile per entrambe le formazioni e adesso si riposa e poi si riprende la settimana, una settimana lunga con appunto più tempo per allenarsi per preparare la gara di sabato in casa contro Villavalle dove occorrono punti. Eh sì, beh, ormai d'ora in poi necessitiamo di punti ogni domenica e dobbiamo in qualsiasi modo cercare di prenderceli.